Da San Roque ritornati a Cagliari in via Mancini perché se la sono vista brutta durante l'ultima ondata di maltempo. Roberto Gallus, la moglie, voi vivete qui da quanti mesi? 9 mesi. 9 mesi. Voi poi siete riusciti ad andare a San Roque a vivere dove esattamente? In una casa di un amico in cui ci ha prestato per un mese, invece siamo rimasti 2 mesi e mezzo. Questo perché questa è una casa popolare, il comune deve fare dei lavori che non sta facendo. Dei lavori, allora il comune vabbè non c'entra tanto, è più l'impresa che Chiamata non è dal comune? Esatto, chiamata dal comune, che non è molto seria nel svolgere i lavori. Non è solo nella mia casa, anche in altre case. Insomma, Qui che lavori deve fare? Iniziano e non finiscono. Qui c'è da finire ancora una camera da letto, mettere le porte, mettere le finestre, e queste finestre non sappiamo neanche se esistono. Non Perché sapete dicono, nemmeno se sono esistono. pronte, sono pronte, giovedì sono pronte, giovedì sono pronte. Sappiamo che non ce le volevano neanche a mettere, non si sa neanche quando ce la volevano dare, e che addirittura non le avevano neanche ancora ordinate. C'è chi dice che li hanno ordinate, c'è chi dice che non hanno ordinate. Voi lì a San Roque ve la siete vista brutta? Beh, bruttissima. Cosa è Cioè, successo? Niente, se si è allagata tutta la casa, avevamo 1 metro d'acqua dentro la casa, poi ho portato via tutta la famiglia, l'ho messa in macchina immediatamente e siamo scappati. E a un certo punto la macchina si è fermata nelle pozzanghere perché ci è arrivata questa ondata dal fiume e mi ha fermato la macchina e rotto il vetro della macchina. Allora siamo dovuti scendere e avevamo l'acqua ai fianchi proprio. Voi qui con i bambini. siete appunto in una casa popolare, lei non lavora? No, Non lavora nemmeno lei? Noi abbiamo 2 bambini disabili, 2 bambini piccoli, e viviamo di quello della cittadinanza, ovviamente, quello che ci dà il comune. Quindi il reddito di cittadinanza è quello che vi fornisce il comune di La Cagliari? pensione del ragazzo. Praticamente Non ci possono dovete... permettere neanche di lavorare, in poche parole. Perché dovete seguirli ovviamente, sono tutti e 4 minorenni. Sì. No, No, nei uno 3 è minorenni maggiorenne. è il disabile, il più grosso, diciamo, che ha grossi problemi. Voi qui state vivendo praticamente accampati. Sì, tutto ancora. Perché E abbiamo ancora il letto dei bambini in terra perché non c'era spazio per la branda, poi abbiamo svuotato la camera perché dovevamo venire ieri a pitturare, hanno buttato giù dal letto che dovevano venire domani a pitturare, oggi non sono ancora venuti, stiamo aspettando e abbiamo la casa in condizioni con i bambini che non li ho potuti mandare neanche a scuola neanche oggi, dovevano rientrare e siamo mossi male. poi questa impresa è poco seria perché hanno iniziato a lavorare qui, arrivano alle 10, alle 11 del mattino, a mezzogiorno e mezza staccano per il pranzo, all'1:30 riprendono e alle 3 se ne vanno. Qui che lavori devono fare con urgenza? Urgenza, montaggio delle porte, finestre e finire una camera da letto. Anche perché voi state vivendo al freddo praticamente, senza Quasi. finestre. Quasi al freddo. Quasi. Abbiamo Però una le stufa finestre un po' ci arrangiamo, un po' e ci non- arrangiamo. Che appello lanciate al comune? Niente, chiediamo un intervento del sindaco che riesca a muovere un po' le cose, di farmi almeno questo intervento, di mettermi a posto la casa, di mettermi le porte, perché il ragazzo fa anche fisioterapia e gli altri miei figli non devono vedere quando lui sta male, giustamente. Lei quanti anni ha? 52, Da quanti anni non lavora? almeno 8 anni. Prima che lavoro faceva? E lavoravo nell'ittico. Nell'ittico, pescatore? Non ero responsabile di una ditta import export per la Tunisia. Lei invece? Io niente, ragazza, la madre è disoccupata con 4 bambini, e poi ho conosciuto lui, e abbiamo avuto altri 2 figli e ho 2 figli disabili con della disabilità. Qui il comune vi fa anche pagare un affitto? Sì, pago Sì, l'affitto, pago il condominio esterno perché c'è il condominio esterno, la casa è piccola, sono 3 camere, cucina e bagno e ci siamo dovuti arrangiare perché vivevamo anche alle case piccola. parcheggio e lì era un buco di 41 metri quadri e siamo dovuti venire qui per forza. Abbiamo fatto la domanda per una casa un po' più grandetta, siamo in attesa che il comune ci ha fatto i lavori provvisori per poter vivere, però io voglio una casa dove il bambino può avere i suoi spazi perché è disabile. Quanto vi chiede il comune al mese? 10 euro al mese. Cioè, va bene.
non è quello. È una No, bella ci viene zona. incontro su tante cose il comune. non Però è che- servono questi lavori però con servono le urgenza. cose Sì, più lavori urgenti, urgenti, almeno fino in attesa è a che il comune disposizione il comune oltretutto. ci dia una sistemazione anche un po' più grande, visto che mi ha fatto la domanda per un cambio casa un po' più grande, in attesa che... Qui quanti metri quadri sono? 52. 52. 52. Prima avevamo a Smirrione Era 41 metri quadri, però se non 41 metri ne quadri, andavo però da era lì- una zona un po' bruttina. Siamo dovuti andare via perché non era adatta a noi, insomma. Fino a quanto potete resistere in questa condizione? Accampati? Campati ben poco perché Siamo stanchi, la verità. siamo voglio- stanchi e il ragazzo ha bisogno della sua terapia. Abbiamo E non si dovuto può smettere fare. con la 162 l'altro ragazzo perché non faceva per il viaggiare, perché facevamo da San Rocco a Cagliari per i bambini a scuola, sacrifici, stanchi e Abbiamo non ce la bloccato facciamo le più. attività. Abbiamo bisogno che i bambini riprendano la loro scuola e la loro attività. In un flash richiesta al comune. Richiesta che chiedo gentilmente al sindaco un intervento immediato, grazie.